d'accordo. Eccoci qua, cari telespettatori, Artigiani in Progress, una serie di eventi, di webinar che sono in corso, quindi vi informeremo nel modo migliore possibile per essere aggiornati, per sapere quel che succede in un contesto molto importante. Punto d'attenzione, centro focale, la nostra abitazione, tutti quei provvedimenti governativi che la riguardano e che possono aiutare noi cittadini e anche gli operatori del settore, poi quindi gli artigiani coinvolti, le varie categorie, per agevolarsi nel modo migliore di quello quanto è previsto, insomma, e che prevede la legge. Sono soldi che si possono risparmiare, che possono essere investiti, un'economia che almeno in questo settore, scongiuri facendosi, si può muovere. Allora, i nostri interlocutori qui in studio ve li presento subito, poi parleremo, vi aggiorneremo su tutto, non preoccupatevi. Allora, ben arrivato, anche se posso dire ben ritornato, professore Federico Della Puppa, perché è stato più volte nostro ospite, iper esperto, super esperto, responsabile area analisi e strategie di Smart Land. Ben arrivato qui con noi, professore. Buonasera. Che sarà la presenza costante che ci aiuterà a capire, perché lei è proprio lo studioso del settore. Parte invece tecnica, ben arrivato qui con noi in studio naturalmente Moreno Favaron, presidente del sistema di categorie installatori di impianti di Confartigianato Imprese Padova. Grazie Buonasera. Anche a lei. Buonasera a tutti. Abbiamo in collegamento, quindi vi presento subito, inizierà il suo intervento, il presidente di Confartigianato Imprese Padova, ben ritornato Roberto Boschetto. Presidente, grazie anche a lei della sua presenza. Buonasera a tutti. Stavolta virtuale, la prossima volta l'avremo in carne e ossa, ma sappiamo che è super impegnato, per cui la graziamo questa volta. Allora, sempre in collegamento abbiamo Andrea Rosin, presidente del sistema di categoria legno di Confartigianato Imprese Padova. Ben arrivato anche a lei, presidente. Buonasera. Bene. E poi, eccolo lì, lo vediamo in alto, e poi abbiamo ben arrivata anche Paola De Rosso, sempre collegata con noi, consulente aziendale, esperta in comunicazione e vendita. Anche lei è un capitolo molto interessante, quindi la dovremo seguire con attenzione. Ben arrivata anche a lei, presidente, consulente. Allora, incominciamo con lei, presidente Boschetto. Una chiosa iniziale, poi andiamo nel merito dei webinar che si stanno svolgendo in questo momento, però è doveroso, visto che è uscito questo DPCM, ulteriore DPCM, speriamo che poi gli altri siano più ampi, che possano far ripristinare degli spazi di libertà e di attività soprattutto. Preoccupazione per tanti artigiani che si vedono coinvolti e limitati o impossibilitati in parte a svolgere la loro attività. Allora, ci spiega un attimo il suo punto di vista. Sì, purtroppo abbiamo visto che con la nuovo DPCM si torna a bloccare alcuni settori. Per il momento sono alcuni, ma sono fondamentali anche quelli, perché nel campo della Confartigianato abbiamo la categoria che rappresenta un po' tutto il mondo dell'alimentare, dove troviamo ovviamente pasticceri, gelatai, ristoratori, un settore che in questo momento appunto è stato bloccato. E questo è una preoccupazione, perché torniamo a quello che era marzo, torniamo a un momento talmente particolare e difficile che ha visto molte imprese e quindi molti collaboratori a casa. A casa vuol dire che ricordo che purtroppo la cassa integrazione per i dipendenti della Confartigianato, quindi degli artigiani in genere, sono ferme, sono state pagate solamente fino a giugno. Io non so come facciano queste famiglie fino a giugno a vivere. Allora. Solo giugno, è stato pagato fino adesso giugno. Quindi abbiamo ancora parecchi mesi che non hanno ricevuto. Ecco, quindi questa preoccupazione diventa da un lato per gli imprenditori e quindi per i miei colleghi, dall'altro lato per i nostri collaboratori. Ricordo che insomma i collaboratori nel caso delle attività artigianali sono fondamentali, sono persone che crescono con noi, che lavorano con noi, e quindi è una risorsa che non ha prezzo. Allora, domanda. L'altra preoccupazione... Sì, mi dica. No, vada tranquillo, dopo le faccio la domanda. L'altra preoccupazione è che tutto questo settore come va a ricadere, o meglio, questo problema Covid, come andrà a ricadere nei prossimi giorni anche nelle altre categorie? Questa è una preoccupazione che da oggi molti stanno chiamando la nostra associazione per avere informazioni, ma che purtroppo informazioni non ne hanno. Parlo delle estetiste, parlo dei parrucchieri che sono preoccupati perché in questi giorni si parlava anche di loro.
Ecco, ricordo che se vengono chiuse anche queste attività è morte civile, come si usa dire, ma soprattutto dispiace perché questi settori che ho appena elencato sono settori che hanno avuto un'accortezza enorme nello svolgere il loro lavoro, per cui ci chiediamo come mai, insomma, ecco, questo è quanto. È ovvio che saremo a fianco ai nostri associati, è ovvio che il nostro Confartigianato Nazionale sta facendo degli incontri con il governo per vedere che non si aggravi questa situazione, però qui non si sa niente un'altra volta. Quindi il messaggio che lei può dare per quanto riguarda il rappresentante generale di tutte le categorie, perché voi avete tantissime categorie, noi abbiamo tante mail a parte di pasticceri dicendo non ci risulta che nessuno sia mai ammalato in pasticceria con tutte le cautele che abbiamo. Vi è infatti da sorridere. Lei dice voi cercherete un'interlocuzione con il governo, però allo stato attuale non capite neanche voi cosa sta succedendo, perché siano penalizzati alcuni. Sì, perché a livello nazionale sono stati interpellati, però dopo alla fine si è visto che le decisioni sono state ben altre rispetto ai colloqui intercorsi. Quindi mi auguro che sia solamente il mese di novembre, insomma, che dopo si torni pian pianino a rivedere queste categorie, quindi le difficoltà di queste categorie. È ovvio che ognuno di noi ci tiene alla salute propria, dei propri clienti, per cui accortezza massima, però insomma aver colpito così queste categorie non ce ne diamo ragione, insomma. Va bene, grazie Presidente. Resti sempre con noi perché a questo punto adesso apriamo il capitolo casa e soprattutto questi webinar che sono stati organizzati, cioè sarebbero dei momenti di incontro, di confronto a distanza che ognuno può seguire sulla situazione, tutte le agevolazioni che riguardano l'abitazione. Di che cosa si tratta? Sì, il 110% è senz'altro un'ottima opportunità. È un'ottima opportunità per gli artigiani, perché coinvolgono parecchie categorie, che vuol dire impiantisti, vuol dire pittori, serramentisti, insomma, coinvolge gli artigiani. Il problema è che, come al solito, in Italia e come al solito questo governo, da un lato propone, da un lato proclama grandi cose, però dall'altro lato i balzelli legati alle normative bloccano il tutto. Devo dire la verità che purtroppo lavori iniziati per il 110% li si può contare in una mano, con tutte le difficoltà del caso, perché è ovvio che se questo non avviene, o meglio l'ufficio delle entrate alla fine non dà l'ok, ecco, la spesa diventa a carico del cliente, quindi la precauzione, l'ansia nel svolgere tutto questo è molta. È ovvio che noi aspettiamo da parte dei tecnici competenti, quindi ci sarà il tecnico che farà la valutazione dell'edificio e dopo le varie asseverazioni, le varie verifiche. Però attualmente non c'è chiarezza. E la chiarezza è fondamentale. Dispiace che un'opportunità così importante, soprattutto per la nostra categoria, debba slittare e ovviamente, data anche la situazione che stiamo entrando d'inverno, è difficile fare il cappotto piuttosto che il fotovoltaico, piuttosto che altre situazioni legate, altri lavori legati al 110%. Per cui auspichiamo che in primavera si possa partire con una chiarezza totale, ma soprattutto auspichiamo che ci sia certezza anche non solamente per il 2021, ma che si possa arrivare almeno a 3-4 anni, il 2026. Ecco, questo è quello che veramente auspichiamo, perché si andrà molto avanti con l'inizio dei lavori. Che cosa si sente di consigliare per quel che riguarda gli artigiani coinvolti nel settore? Quindi prepararsi ulteriormente, interagire in che termini con i clienti, perché poi magari tanti telespettatori sono interessati a fare questo passo, questo investimento, che piccolo o grande che sia, però sono appunto titubanti perché non ne capiscono le potenzialità. Poi nelle potenzialità entriamo in modo specifico, ma lei come Presidente di categoria cosa si sente di dire?
Ma noi stiamo cercando di organizzare un ufficio competente su questo, cioè che riesce a dare ai nostri colleghi, a noi tutti, dei consigli. Però, ripeto, è tutto in mano ai tecnici, che vuol dire termotecnici, vuol dire architetti, ingegneri, geometri, quindi tutta questa fascia qua, piuttosto che anche il commercialista che deve fare l'asseverazione. Ecco, l'altra cosa importante. Ecco, Perfetto. quindi prende una fascia molto ampia di tecnici, ma sono loro che dopo daranno a noi il computo metrico piuttosto che altro da compilare. E quindi auspichiamo che questa fascia di categorie di tecnici siano preparati e sicuri nello svolgere il loro lavoro. D'altro lato, comunque, l'associazione è sempre presente, per cui io consiglio di fare una telefonata in più in associazione piuttosto che in meno. Perfetto. Grazie Presidente, ringraziamo del suo intervento. La lasciamo andare. Grazie a voi. Grazie molto, la lasciamo andare tranquillamente. Allora, entriamo nel merito specifico con lei, professore, perché cerchiamo di capire le potenzialità. Ne chiacchieravamo prima fuori onda, lei dice un'ottima occasione con tutte le problematiche che giustamente chi ci lavora dentro, poi sentiremo anche gli altri coinvolti, ci possono essere. Ci racconti un po' in generale? Sì, diciamo che non è che siamo nuovi a queste cose, perché in realtà il 110 è semplicemente un aumento percentuale di delle potenzialità che già c'erano col 50% e il 65%, cioè i cosiddetti eco bonus, sisma bonus e comunque i bonus legati alla ristrutturazione, no? Alla rigenerazione degli edifici. Diciamo che finalmente con questo aumento percentuale della convenienza, perché sostanzialmente noi l'abbiamo sempre detto, l'ho detto qui anche in altre occasioni, ad esempio il 50% o il 65% andava letto dalle categorie che spesso, non parlo solo degli artigiani ovviamente, ma di tutte le categorie delle costruzioni, non è stato letto dal punto di vista di marketing in modo adeguato, no? Perché non so, bisognava dire che il 65% di ciò che noi spendevamo ce lo pagava lo Stato. Questo non è mai stato detto in modo chiaro. Adesso lo Stato l'ha detto lui, per la prima volta, dicendo non il 65 ma il 110. Cioè significa che se voi spendete 100, noi vi restituiamo il 110. Cosa significa? Significa che quel 10% in più è una leva finanziaria, che poi in realtà è una leva fiscale, praticamente di una moneta fiscale, che è il meccanismo attraverso il quale si fa sì che qualcuno possa prestare a chi non ha capienza, i soldi per fare gli interventi, no, proprio i fondi per poter fare gli interventi. Allora, il 110 scardina l'ultimo, diciamo, blocco che in realtà nella nostra regione è stato un blocco parziale, perché comunque interventi col 50, col 65% se ne sono fatti molti. La regione Veneto è la seconda regione in Italia per numero di interventi da questo punto di vista. Ma cioè, sono stati provvedimenti che hanno già in passato avuto un buon successo, ma adesso potranno averlo ancora di più, perché si scardina finalmente l'ultimo blocco, che era quello legato alle persone che ovviamente non avevano disponibilità finanziarie e dicevano noi comunque anche impegnare, anche se lo Stato mi ridà il 65, io il 35% non ce l'ho, certo, no? esatto. E non vado ad aprirmi un mutuo per ristrutturare una casa, eccetera, eccetera. Oggi sostanzialmente si sono messi assieme tutta una serie finalmente di soggetti che fino a ieri stavano un po' a guardare, parlo delle banche, dei sistemi assicurativi, addirittura Poste Italiane o le assicurazioni generali, e le grandi società di consulenza come KPMG, PwC, eccetera, per fare cosa? Per prendere proprio, entrare in questo mercato e andare a aiutare chi sostanzialmente non ha possibilità di fare. In primo luogo soprattutto chi abita nei condomini, perché questo è un provvedimento che è pensato soprattutto per quegli edifici che fino ad oggi non sono entrati
nel mercato della riqualificazione spinta, e difatti cioè, noi sulle villette mono, bifamiliari eccetera, il 65%, il 50% è stato usato a fondo. Ecco, secondo lei, perché poi qua abbiamo appunto il settore dei caldai impianti, poi abbiamo il settore legno collegato eccetera, quali sono i settori coinvolti, così do anche la parola al Presidente, principalmente, perché per rientrare in questo 10%, perché le facciate, vabbè, si capisce chiaramente, qui invece ci deve essere la coibentazione, la caldaia, quindi l'impianto termico. Diciamo che, cioè, diciamo che adesso il sistema è abbastanza semplice, dobbiamo pensare a un treno. Un treno ha una locomotiva e dei vagoni. La locomotiva sono i cosiddetti lavori trainanti, cioè sono quelli che riescono, facendoli, ad arrivare al 110%. I lavori trainati sono quelli che oggi non potrebbero accedere al 110, ma che se fatti diventano anche loro 110. Allora, pensiamo a questo treno. Il treno è fatto da una locomotiva che è tirata da lavoro sull'involucro edilizio, quindi cappotto esterno, serramenti, cioè tutto ciò che riguarda il fatto di difendersi dal freddo e dal caldo. Questo. Seconda cosa sono gli interventi sul sistema di alimentazione della nostra macchina casalinga, cioè voglio dire riscaldamento eccetera, e quindi sostituzione di caldaie con caldaie più efficienti eccetera, e diciamo che questi sono gli elementi sui quali si è lavorato, cioè si è lavorato soprattutto sulla parte appunto edificio. L'altro tema è quello del sisma bonus. Certo, in alcune province come quella di Padova non abbiamo tanti comuni che rientrano, però i comuni in zona 3 possono rientrare. Allora lì entra anche la parte più strutturale, non solo la parte impiantistica, ma considerate che gestire dal punto di vista impiantistico un edificio, soprattutto i condomini, oggi significa mettere mano a degli impianti che sono nella maggior parte dei casi costruiti negli anni 60-70 e fino ad oggi sono sempre stati un po' rabberciati o sistemati, poi magari lo dirà meglio, però fondamentalmente oggi si potrebbe intervenire con nuove tecnologie, con sistemi molto più efficienti che porteranno non solo ad efficienza maggiore all'edificio e anche un valore maggiore un domani quando rivenderò. E questo è l'altro aspetto importante. No. E poi soprattutto il fatto che io avrò non solo il risparmio legato al 110, quindi al risparmio totale di quello che io spendo, più una quota che eventualmente cederò alla banca, cioè quel 10% lo Stato ha detto io ti do il 100 a te che fai i lavori e un 10% a chi ti presta i soldi, questo è il soldone. Allora, ma in più io domani invece di spendere i 1.800-2.000 euro all'anno tra riscaldamento, acqua calda eccetera, ne spenderò 180, forse 100 euro all'anno. Chiaro. E qui ci agganciamo subito al discorso che... Allora, la interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità, entriamo subito poi col Presidente del settore riscaldamenti, caldaia impiantistica, che ci dice in che modo si innesca l'importanza di fare certi lavori e poi anche gli altri esperti. Tra poco.